Le montagne sono bianche e la neve cade ancora. Camminavo dietro a lui come il sole alla collina. Aspettavo i suoi racconti, imparavo i suoi silenzi e al suo canto alpino facevo il coro. Siamo molto contenti e onorati noi di Anatema Teatro, gestori del Teatro della Corte di Esopo, di ospitare questo evento, questo spettacolo evento Tre uomini di parola. Questa idea è nata dall'amicizia con il cantautore Gigi Maieron, che insomma ha frequentato il teatro e conosce noi membri della compagnia, e insieme abbiamo pensato perché non portare questo evento, questo momento di tre amici che dialogano in osteria sul palcoscenico, e così abbiamo pensato di portarlo proprio nella nostra stagione e di portare questi tre importanti personaggi, Toni Cappuozzo appunto, Gigi Maieron e Mauro Corona, insieme intorno a un tavolo sul palcoscenico del teatro. Non so di preciso che cosa accadrà questa sera, sarà tutto improvvisato, ma sicuramente sarà uno spettacolo che ci regalerà molte emozioni grazie alla musica di Gigi e alle parole di Toni e di Mauro. Stasera ci troviamo qui al teatro a Esopo, ma che cosa avete intenzione di fare? Siete tre amici che vi ritrovate al bar? Gli amici si trovano e parlano di come va, come non va. Hai letto sul giornale, non c'è un'agenda delle cose che dobbiamo dire per forza. Quando ti trovi per piacere e non per lavoro, non per professione, non perché devi pagare una parcella o perché devi essere pagato, sei libero e parli di quello che ti viene. Toni diceva che ci si incontra, che non si prepara niente. Qualcuno potrebbe dire ma no, in fondo questo è un discorso che abbiamo sentito tante volte, non si prepara niente, poi invece chissà. Alle volte è vero, ci vediamo un'oretta e mezza prima, ma vi posso garantire che in decine e decine di incontri che abbiamo fatto, mai una volta c'è stata una parola per dire cosa si farà durante la serata. Quindi il toce mutese è così. Andiamo avanti esattamente con l'idea di amici che si sono incontrati, ci siamo piaciuti, ci vogliamo bene. E una volta ogni tanto, vabbè, insomma, ognuno ha i suoi sentimenti, mica sono un duro come te. E ogni tanto ci fa piacere passare una serata assieme. C'è una canzone di Gino Paolo che dice: eravamo quattro amici al bar, noi siamo tre, abbiamo la bottiglia, non so cosa faremo perché è tutto improvvisato e estemporaneo. Mi piace tornare in Friuli, nella mia terra, insomma, soprattutto con Gigi Maieron, con Cappuozzo e questa bella gente a parlare di qualcosa, a fare una chiacchiera su tutto quello che ci capita, insomma, la vita, la difficoltà, la morte, la paura, la paura delle malattie, insomma, e anche cercando di tenere anche un po' di allegria con questa gente, insomma, ecco, però scalette non ne abbiamo, si va a braccio, a gambe levate, fra un po' andiamo. E quindi spero, insomma, ma è già un successo essere qui a parlare con la nostra gente, insomma, vorrei coinvolgere tutti, perché tre su un palco, uno o due su un palco che parlano, no? Sembra che pontificano, che dicano noi sappiamo che... Io vorrei che tutti venissero sul palco a dire cosa pensi tu, come si può fare per stare meglio, cosa inventiamo per aiutarci, insomma queste cose qui, ecco, nella maggior semplicità possibile. Questo è uno spettacolo, tra virgolette, che abbiamo fatto tante volte,
ma mai una volta è stato identico alla volta precedente. È improvvisato. È come se per una sera fossimo in un enorme tavolo e noi tre parliamo come si parla in osteria. La solitudine vestiva generosità, era un uomo qualunque, singolare e importante, dentro il suo candore, dentro la sua storia, una vita in salita, con il passo in discesa, con il sole che brucia e l'inverno che aspetta. Mauro Corona nudo ormai un dramma decisima errore mutante. quella lì che aveva le mutande leopardate. Che schifo, a Milano serve. A volte non ci mettiamo mai d'accordo, sera a Viterbo Dai che cominciamo a carburare. e non c'era, e Mauro non può venire, e quindi siamo soli io e Gigi. Io sono già nell'albergo che ci hanno prenotato, lui mi telefona, sono arrivato anch'io e scendo dalla camera, in camera 6, da 12, scendo, apro la porta, non era chiusa, e lui era in mutande. E lì niente di strano, erano le mutande che erano. Io sono ancora... No, va tagliato, devi vedere dove va, devi fargli il taglio, devi mettergli i cunei, devi buttarlo dove vuoi. Ci sono anche le gare dei boscaioli, lo butti, ma può darsi che mentre cade tu scivoli, oppure viene un colpo di vento e te lo gira, ma tutta la vita è precaria, basta attraversare le strisce pedonali e mica sotto un albero, si va sotto le ruote che vengono dal caucciù che fu un albero, quindi ci ammazza sempre un albero. La solitudine vestiva